Riapriamo le prenotazioni per i quarantenni, annuncia Zaia che nel pomeriggio si è vaccinato a Godega Sant'Urbano. Seconda dose Pfizer in Veneto, resta l'intervallo di 42 giorni come stabilito dal Ministero. Domani l'atteso arrivo in Veneto del commissario nazionale per l'emergenza Covid, tappe a Mestre, Marghera, Padova e Verona, diretta su Antenna 3 dalle 9:45 per seguire l'evento. Scontro tra opposizione e maggioranza in regione sulla commissione d'inchiesta fa discutere il ritardo con cui è stato reso pubblico il sequenziamento del genoma di Vo, l'amarezza della direttrice dell'istituto zooprofilattico. Il 28 maggio apriamo il tratto più lungo della Pedemontana Veneta, 35 km da Bassano a Montebelluna. La conferma di Zaia permetterà di percorrere tutto il tratto tra le province di Vicenza e Treviso. Violenta rapina in una villetta di Silea, il proprietario non c'è, banditi armati aggrediscono un ospite e la donna delle pulizie caccia i malviventi. Assalto ai distributori di benzina con la ruspa, trovati tutti e 4 i componenti della banda criminale che ha colpito in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Uno di loro è morto nel tentativo di scappare alle forze dell'ordine un mese fa. Padova e Urbs Picta verso la conferma della candidatura a patrimonio dell'umanità, la soddisfazione del sindaco Giordani. L'omaggio di Vicenza al grande campione scomparso, lo slargo di fronte all'ingresso dello stadio Menti sarà riqualificato e intitolato a Paolo Rossi, così come una statua. Buonasera e ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli di oggi lo avete sentito, dal lunedì potranno prenotarsi per le vaccinazioni i quarantenni, lo ha detto oggi il presidente Zaia. Poi l'annuncio, il 28 maggio ci sarà l'apertura di un nuovo tratto della Pedemontana. Faccio appello ai cinquantenni, oggi vado a vaccinarmi, mi sono prenotato. Quindi se qualcuno avesse intenzione di... chi ha deciso di non vaccinarsi è chiusa lì, ma se qualcuno sta ancora pensando quando mi prenoterò, quando farò, lo faccia, perché vi avviso che da lunedì noi apriamo i quarantenni. Continua senza sosta la campagna vaccinale. Dopo i 40 anni, dice Zaia, valuteremo se allargare a tutti quelli che vogliono vaccinarsi. Poi su Pfizer spiega. Potrei dirvi anche un segreto, così qui tra 4 amici. Che i vaccini che stiamo facendo virtualmente sono frutto dell'ingegnosità veneta che estrae 7 dosi dal flacone, quindi stiamo facendo la 7ª dose sostanzialmente. Un punto fermo per il Veneto arriva sulla questione del richiamo Pfizer. La casa farmaceutica chiede di mantenere l'intervallo di 21 giorni tra la prima e la seconda dose, ma il Veneto resta sulle indicazioni del Ministero e Comitato Tecnico Scientifico. C'è una circolare, 42 giorni. Smentita invece dal governatore la notizia che dal sud sarebbero arrivati in Veneto vaccini AstraZeneca non utilizzati. La notizia che noi abbiamo ieri avuto promesse di vaccini non è vera. Io c'ero in riunione. Sui vaccini sono in arrivo 28.380 Moderna, 171.990 Pfizer, mentre il 15 maggio arriveranno 12.012 Johnson Johnson, 29.300 Moderna e 23.600 AstraZeneca. Infine uno sguardo oltre il Covid e la conferma della data per l'inaugurazione del tratto più lungo della Pedemontana Veneta da Bassano a Montebelluna il prossimo 28 maggio. Sono 35 km da Bassano a Montebelluna, di fatto è il più grande lotto che apriamo, anzi sono più lotti messi assieme, e quindi di fatto tutto quel territorio per metà ormai inizia a respirare. Da Montebelluna si andrà a Bassano in 10 minuti, un quarto d'ora, non so quando ci si metterà, un quarto d'ora saranno, un quarto d'ora, 20 minuti. Ed oggi il presidente del Veneto Zaia si è vaccinato dopo essersi prenotato secondo la classe di età. A fare l'anamnesi il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Arriva poco prima delle 4 al campofiera di Godega di Sant'Urbano il presidente del Veneto Luca Zaia per la somministrazione del vaccino anti-Covid che gli spetta come cinquantenne. Ho aspettato il mio turno, mi sono prenotato col telefonino, ho
ho imprecato perché ho avuto 2 ore di blocco del sito come tutti, ho cercato e poi ho detto vabbè a sto punto. Poi quando qualche amico ha iniziato a scrivermi io mi sono vaccinato, mi sono prenotato, ho detto allora funziona, erano le 6 di sera e mi sono prenotato. Entra nel padiglione il governatore, una breve attesa, poi l'anamnesi di fronte al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ogni settimana per un giorno riveste questo ruolo nei diversi Vax Point. Quindi l'iniezione, il quarto d'ora di monitoraggio e l'uscita con la certificazione dell'avvenuta vaccinazione e del tipo di siero ricevuto. Beh, le 2 alternative per la mia fascia d'età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato Pfizer. Ecco. Com'è andata? Benissimo. Ma devo anche dire, devo fare i complimenti, è una velocità. Eravamo in tanti in attesa, ma comunque l'attesa si smaltisce nel giro di pochi minuti. Cioè, penso che l'attesa sia durata 3-4 minuti, ma vedo che continuamente la macchina vaccinale del Veneto funziona. E domani l'atteso arrivo in Veneto del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale per l'emergenza Covid, che verrà guidato proprio da Zaia e dalle autorità regionali in alcuni dei punti chiave della macchina vaccinale sanitaria del Veneto, dal padiglione di Rama a Mestre al Pala Expo di Marghera, dove si terrà il punto stampa per poi proseguire a Padova in Fiere, all'ospedale militare, infine a Villafranca di Verona, all'aeronautica militare dell'aeroporto. Un viaggio che Antenna 3 seguirà passo per passo con una diretta che inizierà alle 9:45. Il sequenziamento del genoma del virus di Vo eseguito dal professor Crisanti è rimasto in un cassetto per un anno, privando così la comunità scientifica di dati preziosi. Gli studi del direttore della microbiologia dell'Università di Padova ha tenuto banco in audizione regionale, ma anche ieri sera in diretta Ring. Noi siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo visto che le sequenze dell'epidemia di Vo, che sono un patrimonio fondamentale per la comunità scientifica, sono state depositate in database pubblici il 24 febbraio di quest'anno, un anno dopo che i campioni di Vo sono stati prelevati. E questo per noi è inaccettabile da un punto di vista etico. In audizione di fronte alla quinta commissione della Regione, Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico, non ha nascosto lo sconcerto per il ritardo con cui è stato messo a disposizione della comunità scientifica il sequenziamento del genoma del virus che ha colpito la comunità di Vo, eseguito da Andrea Crisanti. Vi assicuro che è un tesoro per la scienza, che però non doveva stare in un cassetto per quasi 12 mesi. Sui motivi che hanno spinto Crisanti ad aspettare, Ricci non si inoltra, ma l'operato del direttore della microbiologia dell'Università di Padova ha tenuto banco anche ieri sera a Ring nel corso del botta e risposta tra il capogruppo della Lega Alberto Villanova e la consigliera regionale del PD Vanessa Camani, a cominciare dal suo studio sui tamponi rapidi. Lui stesso nel suo studio dice che il 98,5% dei tamponi rapidi dà lo stesso esatto risultato dei tamponi molecolari. Allora, per mesi ci avete accusato di aver causato dei morti sulla base di questo studio che in realtà dice tutto il contrario. Voi davvero, sinceramente, volete giustificare 8.000 morti nella seconda ondata mettendovi a disquisire se lo studio di Crisanti è vero o non è vero? Dobbiamo attrezzarci per dare delle risposte migliori. Inevitabile lo scontro sulla commissione d'inchiesta che dovrebbe fare chiarezza sul forte impatto della seconda ondata del virus in Veneto. Nessuno ha problemi a concentrarsi sui vari step dell'emergenza Avete paura, Covid. dice Camani. Noi abbiamo talmente paura che la rendiamo pubblica? Cioè abbiamo talmente tanta paura che voi volete tenerla segretata e noi vogliamo farla pubblica. Questo. Avete paura? No, la vera paura ce l'avete voi, che vi portiamo via il giocattolino, perché volevate fare una commissione d'inchiesta con il risultato già scritto nella relazione di introduzione. Se non avete niente da nascondere, venite in commissione e accettate la nostra proposta. E commissione d'inchiesta regionale sulla seconda ondata, è già scontro tra maggioranza e opposizione sulle modalità. Nuovo scontro in Consiglio regionale durante la prima commissione sulle due proposte riguardanti la commissione d'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nella seconda ondata Covid. Una dalle opposizioni, l'altra dalla maggioranza. Il fatto che la maggioranza qualche giorno dopo, con una inchiesta già depositata, ne depositi una sua, è un sopruso, per cui anche dal punto di vista del rispetto minimo dei rapporti tra maggioranza e minoranza
non esiste, cioè non ci siamo. La richiesta fatta dalle minoranze chiaramente, come sempre, poteva essere emendata, modificata, in discussione. Qui siamo di fronte a una cosa completamente diversa, cioè alla maggioranza che pretende di farsi da sola anche le commissioni d'inchiesta, e questo per noi è inaccettabile. Altra cosa inaccettabile, secondo l'opposizione, è il fatto che la maggioranza vorrebbe rendere pubblica la commissione. Abbiamo proposto di rendere pubblica e così trasparente, a disposizione di tutti, in diretta streaming, la commissione d'inchiesta per il periodo Covid, trovando un'opposizione direi inspiegabile da parte del PD e da parte di una parte della minoranza. Noi invece chiediamo che nella commissione intervengano degli esperti, dei medici, delle persone del mondo sanitario. Se viene richiesta pubblicità, per noi nulla questio, il rischio, la sensazione è che si voglia trasformare in un talk show, per cui la tesi è: mettiamo Palù e Crisanti a confronto, magari invitiamo anche Floris se vuole venire a moderare, e a quel punto siamo a posto. Cioè abbiamo per un altro qualche settimana, magari sospendiamo la conferenza Marghera e partiamo con il talk show da Palazzo Ferrofini. Di opinione decisamente diversa il presidente della prima commissione. Evidentemente vuole gettare fango, getta discredito nella sanità del Veneto e nell'azione del presidente Zaia di questi mesi, ma non intende dare pubblicità, a quello che succede all'interno della commissione. Noi invece intendiamo essere trasparenti. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in studio, ci spostiamo ora nel Vicentino, festa illegale tra giovani a Castel Gomberto in tempo di Covid. Il sindaco ai genitori: siate più educativi. Il tam tam via chat, il ritrovo, un'ex centralina nelle campagne di Castel Gomberto, oggi difficile da raggiungere se non guardando il Rio, ma lo scorso fine settimana con il caldo e il sole perfettamente asciutto. È lì il ritrovo della festa illegale tra giovani più o meno adolescenti a base di alcolici, musica e magari qualcosa da fumare, immaginiamo. Feste non nuove in zona, raccontano dei ragazzi, ma questa volta a complicare la situazione c'è il Covid, con tutta la somma di divieti e regole che si porta dietro. Lo scorso fine settimana, tra violazione del coprifuoco e assembramento di regole, ne sono state violate. Io avevo avuto notizia e ho fatto intervenire appunto i vigili, perché avevamo avuto appunto informazione che c'era appunto dei ritrovi, in particolare in un posto. Non mi aspettavo che fosse così numeroso. Alcuni di questi sono stati multati e mi risulta che siano state 7 le contravvenzioni elevate, altri sono riusciti a scappare ai controlli. Giovani multati, giovani avvisati, ma il primo cittadino spezza una lancia a favore dei ragazzi. Può essere anche comprensibile perché da oltre un anno questi ragazzi soffrono da solitudine, restrizioni, per cui è inevitabile che possa accadere che cerchino di ritrovarsi, di vedersi, di stare in compagnia. Feste e ritrovi tra giovani che in questo periodo starebbero dilagando un po' in tutti i paesi limitrofi, ma anche qualche ragazzata che ha fatto stare col fiato sospeso, come far suonare le campane dell'antico campanile nel cuore della notte, svegliando l'intero paese. Da qui l'invito del primo cittadino ai genitori. I genitori su questo li invito a stare magari un po' più attenti, un po' più educativi nei confronti dei figli. Furti in abitazioni, bar e ristoranti, ladri che mancavano all'appello sono stati arrestati questa mattina tra Francia e Moldavia. Sono stati arrestati all'Alba Bobigny vicino a Parigi 2 ladri che mancavano all'appello dopo il blitz del 4 maggio, quando i carabinieri hanno smantellato la banda specializzata in furti in abitazioni, bar e ristoranti. Si tratta di 2 moldavi coinvolti nel colpo delle casseforti a Palazzo Faliera Venezia nel 2019, da cui sono partite le indagini. Avevano rubato monili in oro, orologi e contanti per un valore di oltre €500.000. Nelle immagini delle telecamere si vedevano i movimenti dei 4 componenti della banda. 2 trasportavano le casseforti con un carrello caricandole sui vaporetti fingendosi operai, tutto organizzato con estrema precisione.
Le indagini poi hanno permesso di individuare il basista fino a raggiungere gli altri componenti. 3 sono stati bloccati a novembre 2019. Sapendo che stavano per organizzare un colpo, una pattuglia del nucleo natanti dei carabinieri li ha fermati per un controllo, impedendo così il furto. Alla fine i militari hanno ricostruito l'intero gruppo, 10 persone tra rumeni e moldavi che agivano tra Venezia e la provincia di Treviso e che tra aprile e dicembre 2019 avevano messo a segno almeno 12 furti o tentati tra esercizi pubblici e ristoranti, come nel caso di Mogliano. Quasi tutti sono stati raggiunti tra le province di Venezia, Verona, Bologna e in Romania, portando a 8 misure cautelari, di cui 3 in carcere, 2 domiciliari e 3 obblighi di firma. All'appello mancavano gli ultimi 2, che nel frattempo erano riusciti a lasciare l'Italia ignari del fatto che i loro spostamenti erano tenuti sotto controllo, fino all'arresto. Rapina in un casolare a Silea, sotto shock un ospite e la donna delle polizie. Picchiare, minacciare senza nessun tipo di motivazione è veramente oggigiorno insopportabile. È ancora scosso Matteo Gobbo per i terribili momenti che hanno dovuto passare la donna delle pulizie e un suo ospite mentre lui non era in casa. Un vero e proprio assalto armato accaduto ieri in pieno giorno verso le 11 di mattina nella sua abitazione in via Montirone a Silea. Attimi di terrore iniziati quando i 2 individui con la mascherina al volto sono riusciti a penetrare in questo casolare dopo aver infranto il vetro di una portafinestra e riuscendo a cogliere di sorpresa il 67enne di San Michele al Tagliamento e la 40enne di Villorba, entrambi sotto shock per le minacce e le percosse subite dai 2 malviventi. I suoi amici come stanno adesso? Non stanno fisicamente bene perché hanno avuto delle percosse e di conseguenza ci sono delle fratture. Per nulla intimoriti dalle 2 persone che forse non si aspettavano di trovare in casa, i 2 ladri hanno iniziato a minacciarle per farsi dire dove potevano essere contanti e gioielli. Uno dei 2, brandendo un piede di porco, ha colpito più volte l'uomo agli arti, tanto che l'uomo ha poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, mentre il complice, armato di pistola, rovistava nelle stanze della casa. Erano muniti di arma, non sappiamo se vera o non vera. Erano in 2? Erano in 2, da centro dell'est. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando indizi utili per dare un volto ai 2 malviventi, anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosicurezza installate in tutto il territorio. Magro il bottino che i banditi sono riusciti a prelevare. Sembrava nulla. E invece ieri sera personalmente mi sono accorto che sono mancati alcuni orologi. In questa abitazione i proprietari nell'arco di 20 anni hanno subito 4 intrusioni, questa volta però un furto poteva finire in tragedia. Si dovrebbe intervenire ma in maniera seria per dare sicurezza alle persone. Assalto ai distributori di benzina con la ruspa, trovati tutti e 4 i componenti della banda criminale. Uno di loro è deceduto nel tentativo di scappare alle forze dell'ordine un mese fa. Eccolo l'istante esatto in cui la banda entra in azione in un distributore Kuwait con la ruspa, scardina la colonnina del self-service. 2 uomini la spingono sulla benda con tutto il denaro contante all'interno e poi si danno alla fuga. L'operazione dura in tutto 50 secondi. Una modalità ben collaudata che ha portato la banda, composta da 4 rumeni, a depredare decine di distributori tra Veneto, Emilia-Romagna, Friuli e Lombardia. Tra i colpi accertati in Veneto quelli ai distributori Kuwait di Paese nel Trevigiano, Este e Monselice nel Padovano, Breganze nel Vicentino. Tutti i componenti della banda sono stati finalmente identificati. Hanno realizzato profitti accertati per decine di migliaia di euro, causato danni per migliaia di euro nei distributori depredati. Da questa mattina all'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale condotta dalla squadra mobile della Questura di Pordenone con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia.
Sono state eseguite 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di mandato di arresto europeo. 2 dei componenti sono stati localizzati in Romania, uno è stato arrestato, l'altro ha tentato di scappare in una boscaglia, le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. Un terzo si trova ora in carcere a Trieste. Era già stato denunciato per ricettazione quando insieme al quarto componente della banda era stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri dopo il furto di un'automobile. In quel frangente i 2 ladri, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga gettandosi nel fiume Isonzo. Uno dei 2 morirà per annegamento, il suo corpo è stato trovato un mese dopo. Il terzo, trovato in stato di ipotermia, è stato denunciato. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa in questura a Pordenone questa mattina. I capi di imputazione per loro sono almeno una trentina. L'indagine è scattata il 17 febbraio, quando una volante è riuscita a sventare un furto in un distributore a Sant'Antonio di Porcia. La banda riuscì a darsi alla fuga, ma quell'episodio segnerà la fine della loro attività criminale, dando ufficialmente il via alle indagini della squadra mobile. Padova e l'Urbs Picta verso la conferma della candidatura Patrimonio dell'Umanità. Arriva il primo via libera dall'organo tecnico dell'UNESCO. Noi entriamo nel ristretto club delle città UNESCO ed entriamo dalla porta principale. Il primo via libera è arrivato. ICOMOS, l'organo tecnico a cui UNESCO delega la valutazione sui patrimoni dell'umanità, ha espresso un giudizio positivo sull'Urbs Picta di Padova, il ciclo di affreschi del Trecento che include la Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto, il Battistero del Duomo di Giusto dei Menabuoi e la cittadella antoniana con l'oratorio di San Giorgio e gli affreschi di Altichieri da Zevio. Un giudizio tanto atteso da Padova, che ha subito rallentamenti a causa della pandemia. Ora il passo successivo per suggellare la candidatura padovana riguarda il giudizio del Comitato Internazionale dell'UNESCO, che si riunirà online dal 16 al 31 luglio. Nel frattempo grande soddisfazione è stata espressa sia dalla Regione Veneto che dal Comune di Padova. L'UNESCO ha riconosciuto che a Padova nel XIV secolo è avvenuto qualcosa di unico e irripetibile, quindi di eccezionale, è chiaramente asseverato dal documento dell'ICOMOS che dice autenticità piena e ci dà alcune prescrizioni. State attenti all'antincendio nelle chiese, controllate bene l'autenticità dei cicli pittorici del Trecento al Palazzo della Ragione, cosa che stiamo facendo, e qualche piccola sorpresa l'avremo perché anche qui noi stiamo ancora lavorando alla candidatura. ICOMOS nell'assegnare il giudizio positivo infatti si limita ad alcune raccomandazioni come un ampliamento del piano di gestione di sicurezza e chiede la modifica della denominazione del sito da Urbs Picta al più consigliato e dettagliato cicli di affresco del XIV secolo a Padova. Il percorso di affreschi padovano con il castello carrarese e 8 siti di pregio non è uguale nelle città d'arte e il suo riconoscimento darebbe una spinta notevole alla ripresa del turismo con un incremento stimato del circa 20%, vale a dire che Padova potrebbe sforare le 2 milioni di presenze all'anno. Padova farà un grande salto di qualità, sono poche città che hanno 2 sedi, 2 UNESCO, Orto Botanico e noi. Mykonos ci ha detto siete in pole position, per cui stiamo lavorando per far sì che riusciamo a riportare non solo qua i turisti che avevamo prima sotto l'aspetto culturale, storico e via dicendo, ma anche sotto l'aspetto quantitativo. Bisogna riprendere. Vicenza celebra il suo campione. Davanti allo stadio Romeo Menti nascerà Largo Paolo Rossi con una statua per ricordarlo. Lui, il campione, l'uomo, Pablito, indimenticato, indimenticabile. Numero 9 che ha legato la sua storia al calcio mondiale, ma quei colori, il bianco e il rosso, gli sono rimasti attaccati addosso tutta la vita. E anche dopo, anche oggi, Vicenza, la sua Vicenza, il suo Lane, trascorse settimane, mesi dal funerale che ha fatto suonare le campane e piangere tutta la città, vuole celebrare il campione dedicandogli un pezzo del suo cuore sportivo. Davanti all'ingresso dello Stadio Menti, una parte di Via Schio verrà cancellata per far spazio al Largo Paolo Rossi, piazzale pedonale con spazi verdi. In sostanza la trasformazione del piazzale diventerà con queste modifiche pedonale, con delle aree verdi e soprattutto con una statua di Paolo che ricorderà Paolo qui in bronzo, e con lo spostamento della ringhiera verso la curva nord allargando lo spazio pedonale, e restituiranno le vecchie biglietterie che diventeranno funzionanti e verranno riqualificate. È una scelta di cuore, non di pancia,
non una decisione brusca, improvvisata, nata da un subbuglio di sentimenti disperati al momento dell'ultimo addio al campione. Qui il seme dell'amore che Vicenza ha per Paolo Rossi ha avuto tempo di germogliare in un progetto pensato, maturato e per questo ancora più solido e condiviso, ma è solo la prima di una serie di iniziative per ricordare Pablito. Ed è la prima di altrettante che verranno avanti nei prossimi mesi. Siamo contenti di partire con un'intitolazione di uno spazio importante e con il cambio del nostro indirizzo, della nostra sede sociale, che sarà sempre legata da oggi in poi a Paolo. La soluzione migliore per ricordare degnamente Paolo e per far sì che appunto Paolo restasse in maniera importante nella sua Vicenza. Così Paolo Rossi resterà per sempre legato al suo stadio e chi vorrà raggiungere la sede del Vicenza d'ora in poi dovrà inserire sul navigatore il nome del campione. Stavo pensando proprio la stessa cosa, perché questa mattina quando sono arrivata proprio sul navigatore ho messo via Schio e allora pensavo la prossima volta dovrò mettere via Paolo Rossi e sarà un'emozione grande. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. Prevale una circolazione instabile sul nostro territorio, dominato dalle piogge in questa seconda settimana di maggio. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 13. Sul Veneto situazione variabile, come possiamo vedere dalla cartina sarà un'altra giornata incerta, con spazi di sereno anche significativi fino al mattino, ma anche degli addensamenti nuvolosi, soprattutto a partire dalle ore centrali e con qualche precipitazione a carattere sparso, locali rovesci e temporali. Temperature stazionarie minime tra 8 e 11 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti avremo un'alternanza di momenti soleggiati con altri un po' più perturbati dove avremo anche dei rovesci. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove sarà più asciutto e soleggiato al mattino, a seguire anche qui qualche temporale. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.